Per il Partito Democratico il bilancio 2014 è tutto da riscrivere. Quali sono le priorità sulle quali i democratici puntano? Sono tre le emergenze che il Veneto sta vivendo. La prima è emergenza ambientale, la seconda legata al sociale, la terza è quella legata allo sviluppo. Allora, sul fronte dell'emergenza ambientale noi pensiamo che vadano investite ingenti risorse per tutelare il sistema ambientale veneto, 100 milioni di euro subito e 50 per i prossimi 9 anni. Dobbiamo uscire dalla logica della lamentela e cominciare a fare interventi strutturali per difendere il Veneto dal punto di vista ambientale. Poi c'è tutta la partita legata alla ferrovia. Noi pensiamo che il sistema ferroviario va potenziato. Non passa giorno che pendolari, studenti, operai, amministrazioni comunali ci dicano che il sistema non funziona e quindi bisogna lavorare su questo fronte con un investimento di 30 milioni per 2 anni da mettere a fronte sulle risorse che abbiamo sugli investimenti. E poi l'altra parte importante riferita ai giovani, all'occupazione, al sistema delle imprese. Noi pensiamo che si debba trovare un sistema per trattenere i giovani laureati che lavorano sull'innovazione di prodotto, sulla capacità di rendere più competitivo il sistema commerciale imprenditoriale veneto all'estero. Ecco, la possibilità che le imprese li possano assumere per 2 anni, quindi un contributo regionale per 15 milioni di euro complessivi 2014, altri 15 2015, per far sì di trattenere i nostri giovani, di dare una risposta al tema dell'occupazione giovanile, ma soprattutto di investire nel nostro futuro, e credo che questa sia la strada che dobbiamo percorrere. Ed infine il tema del sociale. Ci sono tantissime persone che non hanno nessun reddito, non sono né in cassa integrazione, non lavorano e bisogna lavorare per evitare questa deriva che emargina tantissime persone, che le riduce a uno stato di povertà, attraverso un finanziamento che vorremmo dare alle amministrazioni comunali in copartecipazione, in modo da creare lavori socialmente utili, per fare servizi utili alla nostra collettività, ma per dare anche un po' di speranza e superare questa fase di crisi a queste persone.